Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo l'onore di avere in studio Riccardo Trillini, che è il direttore tecnico delle nazionali maschili di pallamano. Buongiorno. Il motivo è legato ad una partita che si terrà a Padova il 27 di ottobre, quella che viene definita la partita del secolo, o se vogliamo anche la sfida impossibile, perché l'Italia affronterà l'Ungheria nelle qualificazioni ai campionati europei. Quindi l'appello naturalmente è a riempire il Palachioene per fare il tifo per i nostri colori, perché la nazionale italiana, va riconosciuto, di pallamano sta vivendo un momento di particolare vivacità. Insomma, erano tanti anni che chi insomma, ama questo sport come il sottoscritto non aveva le soddisfazioni che attualmente i colori azzurri stanno dando, inizialmente a livello giovanile, dove la nazionale italiana è ormai arrivata nella Serie A, chiamiamola così, insomma nel gota della pallamano quantomeno europea, e anche a livello di prima squadra, ma qualche soddisfazione ultimamente la nazionale se l'è tolta. Quella con l'Ungheria però è veramente la sfida impossibile. Oggi come oggi quali sono i valori in campo fra l'Italia e l'Ungheria? Ma la classifica del ranking internazionale parla chiaro, noi siamo nell'ultima fascia, la quarta, l'Ungheria è nella prima fascia, quindi significa appartiene al top delle prime 10 squadre sicuramente in Europa e nel mondo. Questo per presentare la difficoltà della partita, certo. Però come ha detto lei noi siamo ben fieri innanzitutto di affrontare sia l'Ungheria, la Russia che queste squadre di questo livello, perché è questo il prossimo step che dobbiamo fare. Abbiamo fatto una buona annata, abbiamo giocato con squadre nella nostra stessa fascia o superiore, abbiamo vinto parecchie partite, per cui si vede un grande movimento e una grande crescita. E ora però per poter continuare a farlo dovevamo cimentarci con squadre più forti e lo faremo. Quindi poca pressione, ma ci speriamo di far vedere che stiamo lavorando bene. E questo lo si vede nel settore giovanile, dove con un buon lavoro i risultati possono venire subito. Per superare il gap tecnico c'è lei, ci sono i suoi collaboratori. Sul piano fisico siamo ancora inferiori alle nazionali straniere? A livello giovanile abbiamo visto che non siamo inferiori, e anche a livello tecnico, a livello giovanile abbiamo una generazione molto ben preparata. A livello senior poi perdiamo un po' da parte della fisicità, ma molto da parte dell'esperienza di gioco e dello status dei giocatori, perché noi facciamo ancora fatica a renderli professionisti. Questo significa che si dovranno cimentare con avversari che lo sono, per cui il numero degli allenamenti e l'attenzione alla condizione fisica è molto superiore rispetto alla nostra, quindi mano a mano che saliamo con l'età perdiamo un po' di fisicità. Devo dire che però questa nazionale ha nei ruoli fondamentali dei giocatori di talento fisico, soprattutto i difensori centrali, Bulsamini, Parisini, Volpi, Starcevic hanno il fisico di livello internazionale. A loro invece manca un po' di quella esperienza di gioco che gli avversari hanno quotidianamente. L'impressione è che nel movimento della pallamano stia cambiando profondamente qualcosa. Anche a livello agonistico sono sempre di più i giocatori italiani che vanno all'estero. Sì, cosa che fino a qualche anno fa era un po', voglio dire, questa è un'eccezione. Questa è una cosa naturale, perché è il mercato, dietro la passione del giocatore c'è anche la volontà di farne una ragione di vita, e si va dove questo te lo consente. E in questo momento noi abbiamo l'obiettivo anche di alzare il nostro livello del nostro campionato e per far sì che anche gli sponsor ci possano aiutare e rendere professionisti i giocatori. Questo ci vuole tanto tempo e nell'immediatezza il fatto che molti giocatori vanno all'estero è naturale, non è una scelta, ma sembrerebbe l'opposto di quello che vogliamo fare, alzare il livello del campionato, nello stesso tempo però i migliori giocatori vanno all'estero, ma non ci possiamo fare niente, anzi direi che per la nazionale io sono contento, perché poi magari ho i giocatori per meno tempo, perché sono impegnati nell'attività europea, però vengono più allenati sicuramente e sono un po' abituati a un livello diverso. Mutatis mutandis si trova un po' nella situazione di Mancini lei.
cioè con i giocatori Magari. da andare a recuperare in giro per l'Europa. Ma è proprio tutta un'altra problematica, però è così, ormai non possiamo, in quest'epoca in tutti gli sport è così, anche gli allenatori vanno all'estero, è il mercato che decide dove andiamo. Noi, dicevo prima, stiamo ottenendo ottimi risultati a livello giovanile. Cos'è cambiato anche in questo? Allora, prima di tutto... negli ultimi 2 anni più o meno. Prima di tutto si lavora il triplo a livello di numero di giorni di allenamento. Ora la federazione ha dedicato molta attenzione allo staff, che è più numeroso rispetto a prima, e soprattutto al numero dei giorni di allenamento. Questo ci ha portato a lavorare quasi il triplo, nelle gestioni precedenti, e i risultati si sono visti. Come ho detto prima, la nazionale che ha vinto a Tbilisi, la nazionale dei 2000 e 2001, ha già una base di talento sia fisico ma soprattutto tecnico. E su questo ci dobbiamo appoggiare per continuare a lavorare. Ora la sfida è che mentre là abbiamo vinto sul livello, diciamo, delle nazionali di Serie B, ora ci dovremmo salvare o bene integrare tra il livello delle nazionali di Serie A, e questo sarà fra 2 anni. Abbiamo 2 anni di tempo per prepararci. Da direttore tecnico delle nazionali, cos'è che mutuerebbe da altri sport, da suoi colleghi di altri sport? Mi viene in mente una cosa, di questi giorni, insomma, la passione e il successo per la nazionale femminile di pallavolo. Gran parte delle giocatrici arrivano dal Club Italia. Un'analoga esperienza nella pallamano si chiamava Futura, però non ha sortito gli stessi risultati. Evidentemente i mondi forse sono diversi. E per dire, cosa prenderebbe dall'esperienza di un'altra federazione per migliorare l'esperienza della pallamano? Ecco. Beh, allora, innanzitutto la questione di fare una squadra federale o come lo è stato per Futura è solamente una buona cosa. Ce l'hanno tutte le federazioni, maschili, femminili, è un'esperienza che è un completamento alla formazione dei nostri giovani, che non dico che non può essere lasciata alle società, ma sicuramente un'organizzazione federale ha maggiori mezzi da mettere a disposizione ai ragazzi o alle ragazze che crescono. Quindi lei è favorevole a quel tipo di progetto? Sono favorevole. Sicuramente Futura ha pescato nella femminile in un ambiente già un po' povero di giocatrici, per cui li ha tolti dalle società, e questo ha forse portato anche a della demotivazione dalle società, e non lo so, questo ha creato non l'effetto sperato, anche se le giocatrici sono state formate, quindi lo scopo è stato raggiunto. E io credo più nella formazione, per cui continua, ma non portare via i giocatori e le giocatrici alle società. Succede così anche un po' all'estero, in alcune parti, dove l'attività collegiale termina il venerdì, dove tutti i giocatori, gli atleti raggiungono i propri club e giocano per la propria squadra. Poi non penso che sia un'attività che debba durare per tanti anni. Diciamo che con un paio di anni si aiuta alla formazione di questi giocatori, che aumenti il patrimonio delle società. Secondo lei cosa bisognerebbe cambiare nel rapporto fra nazionale e società? In questo momento c'è passione per la maglia azzurra, o, come succede in altri sport, insomma, in qualche maniera viene vissuta con difficoltà? Ecco. La passione c'è tanta e tutti vorrebbero che la nazionale vincesse e facesse risultati, perché poi tra l'altro ritorna sì, è il traino, insomma, esatto, per tutto il movimento sportivo nazionale. Il problema è l'interesse immediato, e a volte la nazionale, per fare i risultati, toglie i giocatori alle società, potrebbe anche causare un infortunio o dei problemi, e quindi a volte c'è una resistenza da parte di allenatori o club, dovuta alla precarietà magari del parco giocatori, dovuta al fatto proprio che si rischia. Quindi non rischiano questi giocatori per loro, ma rischiano per la nazionale, anche se è una squadra di tutti, ma c'è questo, ma c'è in tutte le società, sia quelle italiane sia quelle straniere, a maggior ragione quelle straniere, che hanno sicuramente meno interesse che la nazionale italiana possa avere buoni risultati.
Lei prima ci ha disegnato le difficoltà delle due partite che la nazionale affronterà contro la Russia e contro l'Ungheria. Dimentichiamo il risultato. Lei sarà soddisfatto se, ovviamente, si va in campo per vincere. Ovviamente si va in campo per vincere e ci tengo a dire che diciamo essere sfavoriti ci deve aiutare a giocare meglio e a giocarci tutte le nostre carte. Con un buon gioco, con la velocità potremmo, chissà, vincere. Questo lo dobbiamo inseguire. Ma questo siamo molto contenti, perché io quando sono stato nominato direttore tecnico avevo in mente che dopo un primo anno avrei voluto l'organizzazione di alcune partite prestigiose contro grandi squadre, che possono essere Francia, Germania, la stessa Ungheria, la stessa Russia, perché pensiamo che per migliorare dobbiamo avere questi avversari. Ora, grazie ai risultati che ha avuto questa squadra, battendo il Lussemburgo 1 o 2 anni fa, il girone di qualificazione, esatto, quindi ce l'abbiamo naturale questo step, quindi sono molto contento. E poi forse anche con i risultati del settore giovanile abbiamo acquistato credibilità, siamo stati invitati anche al torneo dalla Croazia che parteciperà ai mondiali, per cui ci aspetta un anno di avversari terribili, ma era quello che volevamo. Per concludere e spiegare a chi ci sta guardando, perché ascoltarla uno resta un attimo basito, dice passiamo dal Lussemburgo alla Russia e all'Ungheria nella top 10. Forse avrebbe gradito un passaggio intermedio. Ma l'abbiamo fatto, perché in questo anno abbiamo giocato 18 partite, vincendone 12, con avversari di terza fascia, battendoli. Forse questo continuerà a essere, cioè nel senso giocheremo Stiamo ancora. crescendo. Sì, e quindi sì, forse è un salto prematuro, però ce l'è capitato e ce lo dobbiamo godere. E allora concludiamo con un appello al pubblico padovano, venirvi a vedere e fare il tifo il 27 di ottobre, cosa dice? Dico che noi cercheremo di giocare una bella pallamano, perché soprattutto per gli intenditori sarà già tantissimo. Giocare in una cornice di 2000 persone sarebbe per noi ancora un orgoglio maggiore e penso che non ci possiamo lasciar sfuggire un'occasione del genere, anche di vedere dei campioni che solitamente si vedono in TV. Grazie a Riccardo Trillini, che è il direttore tecnico delle nazionali maschili di pallamano. Allora, l'invito 27 ottobre, pomeriggio 18 e 15 o 18:45? Sì, 18:45. 18:45, ecco, non ricordavo esattamente l'orario. Palachioene a Padova, qualificazioni europee di pallamano, Italia-Ungheria, Ungheria una delle più forti nazionali del mondo, l'Italia insomma alla ricerca di continuare la crescita che è stata avviata. Insomma, 2000 persone sono l'obiettivo per minimo per riuscire a sostenere i colori azzurri. Peraltro la nazionale torna a Padova, quindi insomma evidentemente la prima volta si è trovata bene. Speriamo di continuare a non deluderla. Grazie buon lavoro. A voi, alla prossima.